Buongiorno signora. Buongiorno. Che fa? Passiamo col rosso? Non l'abbiamo visto il semaforo? No, veramente l'ho visto il semaforo rosso, non avevo visto il posto di blocco. No, facciamo le spiritose. Favorisca la patente, gentilmente. No, non ce l'ho. Ah, lei guida senza la patente. Il libretto dell'auto, per favore. Non lo so dov'è, perché la macchina non è mia, l'ho rubata. Ma lei ha rubato la macchina? Ah, un attimo, forse è qua, nel cruscotto, dove ho messo la pistola. Come? Lei ha una pistola? Che cosa ci ha fatto con questa pistola? Ho ucciso il proprietario della macchina per rubare la macchina e a lui l'ho messo nel bagagliaio. Lei ha un cadavere nel bagagliaio. Lei sia fermo, metta le mani qua. Posi le mani qua. Sia fermo, fermo e non si muova. Stia fermo. Centrale! Mandatemi subito dei rinforzi. Una signora, sì, è passata col rosso, non ha la patente, ha rubato un'auto, detenzione di arma da fuoco e ha pure un cadavere nel portabagagli. Veloce! Sì. Mani bene in vista, sia ferma. Buongiorno, che succede qui? Beh, il suo collega è pazzo. Intanto moderi i termini perché lei sta parlando a due pubblici ufficiali. Dunque, lei viaggia senza la patente, innanzitutto. Ma io ce l'ho la patente. Lei ha la patente? Me la fornisca allora? Ha la Posso? patente, la signora c'ha la patente. Eccola qua. Che è qua. Questa è la patente. Nome, cognome, faccia corrisponde. Signora, lei ha rubato una macchina, giusto? Ma è mia la macchina. È sua la macchina? Sì, qua c'è pure il libretto. C'ha pure il libretto la signora? Sì, c'ha sì. il libretto. Tutto ok, scadenza 2025, perfetto signora. Lei detiene una pistola? Nel cruscotto, ma del Nel cruscotto, c'è il rossetto. Ha il rossetto nel cruscotto la signora, ha il rossetto. Signora, potrei controllare cortesemente il suo bagagliaio, per una questione di scrupolo. Prego. Grazie, tu stai qua. Signora. Sa perché? No, perché mi era stato detto che lei ha praticamente non aveva la patente, la macchina era rubata, una pistola, esatto, addirittura. eppure un cadavere nel bagagliaio. Esatto. E magari le ha pure detto che sono passata col semaforo rosso. Esattamente. No, ora tu vai in caserma e io e te poi ci facciamo un prego.